subito col dirti una cosa. Un altro cabarettista auristanese, dopo il grande Benito Urgu e l'effervescente Christian Cocco, ma è la lenta e noiosa vita della città che accentua il senso dell'umorismo. Allora, hai detto bene innanzitutto, dopo, ma dopo, proprio dopo, vengo molto dopo di tutte e due e non... Sei anche più giovane, eh? Sì, no, ma anche in senso della fortuna di quello che verrà. No, non penso sia Oristano in sé che ha catalizzato, no? Non penso sia Oristano come città che dà vari spunti di queste cose, anche se Benito insegna, riesce a trovare proprio nella quotidianità tutto quello che poi diventa spettacolo. Sì, forse Oristano ha dato qualcosa a loro due, io più la vita del paesino e vivo di riflesso di Christian Cocco e Benito Urgu senz'altro. Ma com'è nato poi il tuo bernoccolo del palcoscenico? Com'è nato? Allora, io sono uno che lo faceva a casa per divertirsi, cioè rifare le canzoni e ho continuato a rifarlo. Io dall'età di 10 anni ho scoperto Benito Urgu e ho cominciato a farmi le cassettine registrate in casa e poi le davo agli amici, le spacciavo agli amici. Poi è venuto l'incontro con Giovanni Leonardi, ho mandato un CD, un master, mi ha richiamato e così è nata l'avventura. Ci ha creduto più lui che io. Ricorri spesso nel tuo show alla parodia, il cambiamento in corsa delle parole di una canzone famosa, l'ispirazione poi che arriva in modo fluente e naturale, oppure frutto di un laborioso costruire? No, arriva in modo naturale, anche perché costruita non avrebbe senso. Non mi farebbe divertire né a me, non farebbe divertire né me né chi poi ti ascolta. E poi non è sempre così, anche perché ora stiamo cercando di fare un altro percorso, ovvero quello dei personaggi che stanno crescendo e nascendo a poco. Ci vuole un po' di maturità artistica. Questa è una domanda un po' particolare, perché poi tra l'altro sono in pieno accordo con ciò che scrive Alberto Cocco, e lui dice: una piccola nota irriverente, è il ricorso alla parolaccia e alla licenza spinta. Quasi tutti i comici ci fanno affidamento, in assoluta franchezza. Secondo te non si riesce a farne a meno per strappare una risata più grassa? No, io non sono mai ricorso alla parolaccia, perché nei miei non c'è la parolaccia, c'è il doppio senso ci deve essere. La parolaccia è un discorso molto lungo, però dipende da come viene detta e quando viene detta. Io nei miei spettacoli non ne uso, non ci sono mozzate, sono lasciate intendere, sono sospese, però non ci sono. Non c'è proprio non c'è, la parolaccia in sé non c'è. Chi è il tuo critico più feroce, Nicola, e cosa ti rimprovera? Il mio critico più feroce penso sia mio padre, in assoluto. No, non va bene, questo non mi è piaciuto, ma questo dovevi farlo così, ha sempre da ridire e poi alla fine gli piace tutto. Abbiamo detto poc'anzi che tu fai televisione, ma sei anche un buonissimo intrattenitore radiofonico, con la vivace e spigliata Betty Pina, che naturalmente salutiamo. Salutiamo la Come Betty. vi organizzate le battute per non intralciarvi reciprocamente? Guarda, con la Betty facciamo dei personaggi in radio, io faccio i personaggi, una maga, Gigi Sanna, la parodia di Maria Luisa Congi addirittura, che saluto. Ciao Maria, con questa parodia che te faccio ogni volta, tu lo sai. E io preparo a casa, prima col computer, le parti, la mia e quella di Betty. E la cosa bella è che io arrivo con questi fogli in radio, Betty li legge per la prima volta e va sempre bene, riesce subito a entrare nella parte e a stare al gioco. È bravissima in questo, infatti gli faccio i complimenti. Ciao Bettina. Qualcuno intravede in te ottimo potenziale di presentatore per il futuro. Ci fai un pensiero o preferisci irrobustire poi quello che è il mestiere del comico? Non potrei mai farlo, dato la mia spiccata accento inglese, che tu avrai notato, l'accento anglosassone, e no, faccio qualcosa di divertente, non un presentatore di TV, non ci riuscirei, però un presentatore è divertente, per qualcosa di divertente, sì. Allora, questa è un'altra di quelle domande all'Alberto Cocco. Ecco, vedi che Alberto però non ha avuto il coraggio di venire. Non ha avuto il coraggio di venire, è vero. Stai attento, leggi i libri dei comici famosi. È vero che il saccheggio delle idee altrui è frequente, non parlo di te nello specifico, ma comunque in generale. Ma il saccheggio può essere... Io sono dell'idea che le battute poi girano. Le battute prima sono di qualcuno, poi sono di nessuno. Dopo che passano da 3 o 4 persone, ma io l'ho sentita al bar, si ripete, a meno che poi diventa di qualcuno. Nel momento in cui la proponi in televisione ora. In televisione senti una battuta anche vecchia, fatta e rifatta, la senti dire da qualcuno, quella è la battuta di... Però è una cosa che gira. Quello che
dà proprio la novità è il personaggio in sé, è il modo in cui dici la battuta, non la battuta in sé che è sempre la stessa, comunque il gioco è sempre più o meno lo stesso che si Certo, ripete. certo. Quanto è cambiata la tua vita con Zente Noa, quanto è stato poi fondamentale nella tua vita Giovanni Leonardi e se tu dovessi fare così un complimento o comunque fare un appuntino a Giovanni Leonardi, cosa diresti? Questa non è di Alberto, questa è mia. Ah, questa è tua, ok. È peggio? No, va benissimo. Va meglio o peggio? Va meglio Alberto Cocco, poi ci parlo io per quelle altre domande, ma la tua va benissimo. Vai. Ha cambiato molto perché da 3 anni a questa parte siamo su quest'onda che sale e scende, che è il mondo dello spettacolo. L'incontro con Giovanni mi ha portato tanto, ma anche a livello umano. Lavorare al suo fianco, le sue idee, i suoi spunti, poi lui è uno che è sempre in movimento, non si ferma mai e guai se lo facesse. E riesce a arrabbiarti con lui, a sorridere, a stare vicino, a stare lontano. E niente, è un rapporto che puoi avere io personalmente tra padre e figlio, una cosa del genere, proprio perché Gli hai dato del vecchio, eh? no, è molto No, giovane, anche scherzo. mio padre è molto giovane. Scherzo, scherzo. No, e quindi riusciamo in questa simbiosi a scambiarci le idee, interagire tra di noi e E costruire poi. a costruire qualcosa di buono, speriamo. Grazie. Nicola Cancetta Grazie con a voi. noi.